Bentornati e bentrovati a Storia, il programma che tutti i giorni cerca di portarci un po' dentro la cultura occidentale per farci scoprire significati e concetti e realtà che magari difficilmente conosciamo o ci vengono in mente nella nostra quotidianità. Stiamo raccontando un filosofo, il primo filosofo della storia dell'umanità, che è Talete, che è importantissimo per la sua intuizione fondamentale del fatto che la realtà è tutta connessa, cioè che tutto quello che noi vediamo, tutto quello che noi vediamo, in realtà non è sconnesso, ma è riconducibile ad un'unità, e questa unità è data da un elemento fisico che è l'acqua. Ora, accanto a tutte queste cose molto anche carine, ci sono degli aneddoti su Talete che sembrano delle storielle stupide. Ce n'è una che forse questa è un po' più popolare, più diffusa anche, come dire, nel sentire comune, no? Quest'uomo, Talete è l'uomo che filosofeggiando guarda il cielo, pensa alle stelle, pensa a tutto quello che c'è attorno, cade nel pozzo. Cade nel pozzo e cadendo nel pozzo ha bisogno che una serva, che lo sta irridendo, che dice guarda che tu guardi tanto in cielo poi non ti accorgi neanche dove metti i piedi, che la serva lo aiuti a uscire dal pozzo. Ecco, questa storiella che sembrerebbe fatta per prendere in giro il filosofo, in realtà racconta che cos'è e chi è davvero il filosofo. Il filosofo è colui che guarda le cose, guarda la realtà da un punto di vista assurdo, cioè da un punto di vista non naturale. Naturalmente l'uomo guarda le cose per un dinamismo di dare e avere, per un dinamismo come dire, di facili compensazioni e di soddisfazioni. Talete guarda le cose dal pozzo. Il pozzo che cos'è? Il pozzo è la profondità. Il pozzo è la profondità nella quale l'uomo ha bisogno di cadere. Interessante questa cosa, per poter capire. Cadere, lo dico per inciso, ma non è un inciso perché è sostantivato in questa nostra chiacchierata, cadere in latino si dice fallo. Fallo è l'errore. L'errore ci permette nella vita l'accesso ad una visione della realtà che normalmente non abbiamo. Cadere nel pozzo, fallire, ci permette di vedere le cose da un punto di vista inaspettato. E qui due lezioni, piccole ma fondamentali. Tanto ci viene in mente tutte le volte che siamo caduti e, che ci piaccia o non ci piaccia dirlo, il cadere nella vita ci ha portato a scoprire cose che normalmente non avremmo scoperto. Ma la seconda cosa che ritenevo ancora più bella, che noi non possiamo restare nel pozzo. Abbiamo bisogno, abbiamo necessità, una parola bellissima nel mondo greco, abbiamo necessità di essere tirati fuori dal pozzo. Che chiunque, anche una servetta che ci prende in giro, possa passare di lì e ci possa tirare fuori dal pozzo. Ecco, questa è la filosofia. La filosofia, da Talete in poi, è un modo di guardare le cose a una profondità tale che però per essere vera ha bisogno di essere estratta, di essere ritirata fuori, di essere portata fra la gente nella vita comune. Siamo quasi arrivati in fondo a questa lettura di Talete che, come vedete, non è affatto scontata. La concludiamo domani, sempre qui, sempre a Storia.